Buongiorno, sono Salvatore Strano, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Parleremo oggi delle opacità a vetro smerigliato, secondo l'acronimo inglese GGO. Sono delle opacità che, determinate da un aumento della densità alla TAC rispetto al parenchima polmonare circostante, con conservazione delle strutture bronchiali e vascolari all'interno. Queste opacità sono importanti perché, oltre alle patologie acute, croniche e benigne, possono nascondere una patologia di tipo maligno. È ovvio che bisogna controllare alla TAC il diametro della lesione, che può essere fino a 3 cm, il volume della lesione, l'intensità della lesione e la morfologia della lesione. In funzione di questo sottoporre il paziente a follow-up oppure a diagnostica di tipo chirurgico. La presenza di una componente solida all'interno della lesione e l'aumento di volume della lesione stessa sono un fattore predittivo di una probabile invasione di tipo neoplastico. Questi sono dei casi che abbiamo trattato presso la nostra azienda. A sinistra abbiamo una lesione del lobo medio, a destra una lesione del lobo superiore di destra, a sinistra una lesione del lobo superiore di sinistra, localizzate per mezzo di una TAC. Purtroppo la PET non ci dà un aiuto adeguato in questi tipi di lesioni, in quanto molto spesso non sono captanti. Questo è un caso trattato da noi ed è stata una segmentectomia della lingula, che è una parte del lobo superiore di sinistra, con sezione dei vasi e del bronco. Abbiamo detto che sono delle lesioni non palpabili, quindi bisogna localizzarli in preoperatorio per andare a resecare solo la parte interessata. Questo da noi viene fatto con l'ausilio dell'unità operativa complessa di radiologia diretta dal dottore Vallone e l'unità operativa complessa di medicina nucleare diretta dalla dottoressa Fornito, che ci consentono una localizzazione con delle spirali che sono radiopache e dei macroaggregati di albumina al tecnenzio 99 che ci consentono di localizzare perfettamente la lesione. E come vediamo da questa immagine, alla TAC di sinistra c'è la localizzazione TAC della spirale e a destra, nella scintigrafia, la localizzazione del radiofarmaco. In sala operatoria, con un trattamento mini-invasivo in videotoracoscopia, la gamma camera localizza dov'è la lesione, che viene resecata, ovviamente sotto controllo scopico, e viene asportata completamente e viene controllata sul tavolo operatorio con la gamma camera. Perché sono importanti queste lesioni? Perché noi abbiamo riscontrato delle lesioni, delle neoplasie di 4 e 5 mm circa, che hanno una sopravvivenza a 5 anni che va dall'85% se c'è una componente solida preponderante al 97% se la componente è evanescente. Questo è molto importante perché nel 2024 in Italia abbiamo avuto 48.000 casi di cancro del polmone, 2/3 dei casi di questa neoplasia viene riscontrato in uno stadio avanzato e la prognosi sicuramente non è quella di cui abbiamo parlato poc'anzi. Per fare questo è necessario un team multidisciplinare che riesca ad affrontare, analizzare e porre l'esatto diagnosi per il trattamento adeguato, e sicuramente la nostra azienda è in grado di fare questo.